Futsal People, buonasera da Enrico Coggiola e benvenuti a Torino, Pala Maggiore di Leni e l'84 Roma, ottava giornata di Serie A. L'84 per cercare di fare un passo oltre al periodo no, ritrovando le sicurezze dello scorso anno. La Roma per bissare il risultato della scorsa stagione e non perdere il treno delle migliori. Questo è il big match dell'ottava giornata di Serie A, la sfida tra L'84 e Roma. E andiamo subito a scoprire chi saranno i protagonisti del big match di questa sera, partendo dalle scelte di mister Paniccia. Ovviamente sponda L'84 che va a completare il suo reparto dei portieri con 19 Pasculli e 22 Tondi, poi 5 Rescia, 8 Sicheira, 7 Fortini, 10 Capitano Zico, 13 Braga, 17 Cuzzolino, 18 Coco Wellington, 21 Murilo Schiocchè, 70 Rocia e 80 Raguso. Risponde dall'altro lato Daniele Dorto con i suoi uomini col 13 Ducci e 28 Rodriguez a completare quello che è il reparto dei portieri, poi 2 Ercolessi, 7 Isgro, 15 Borolo, 77 Dimash, 17 Seferi, 18 Avellino, 19 Marceligno, 20 Fortino, 23 Di Eugenio e 16 Ceccarelli. C'è ovviamente una terza squadra in campo, sia quella inquadrata, quella arbitrale, che sarà composta per l'occasione dal primo arbitro Di Battista, dal secondo arbitro Cini, al crono Precai. Due squadre che arrivano da un momento molto diverso, opposto se vogliamo. L'84 sta attraversando probabilmente la fase più buia dell'era Paniccia, appena un punto nelle ultime 4 partite giocate, mentre la Roma arriva da 2 vittorie consecutive importanti, quella nel derby contro il Pomezia e quella contro la Sandro Abate Avellino, che nell'ultima sfida ha incrociato lo sguardo proprio con l'L'84, battendola qui nello Sky Match della scorsa giornata per 6-4 al termine di una partita accesa fino all'ultimo istante. L'84 che, come detto, ha bisogno di ritrovare quelle sicurezze, soprattutto difensive, che l'hanno contraddistinta nello scorso campionato, considerando come la squadra di mister Paniccia si ponga l'obiettivo di restare tra le migliori della nostra Serie A. Ora la classifica vede i verdeneri in settima posizione insieme allo Sporting Sala Consilina, Roma quarta con 5 punti di vantaggio sull'L'84. Premiato intanto Leandro Cuzzolino, potete vedere il backdrop dell'84, come detto premiato come MVP dell'ultima partita giocata qui tra le mura amiche contro la Sandro Abate Avellino. L'84 che partirà con Fabio Tondi tra i pali, fresco della chiamata in nazionale da parte del CT Salvo Samperi e premiato nella scorsa giornata come miglior portiere della Serie A 2023-2024. Insieme a Tondi sul parquet per l'84 ci saranno Maxi Rescia, Murilo Schiocchè, Vinicius Rocia e Capitano Zico, per un quintetto inedito fin qui al Palamaggiore, quello schierato da mister Paniccia. Rientra Rocia in campo dopo l'esclusione dell'ultima partita casalinga. Andremo a vedere tra poco chi inizierà nello starting five della Roma con, credo sicuramente, Ducci tra i pali, protagonista di una partita monstre l'anno scorso qui al Palamaggiore, partita terminata poi per 3-1 in favore dell'allora Olympus Roma. Giallorossi che partiranno con Ducci, come detto, tra i pali, poi Ercolessi, Avellino, Marceligno e Dimash. Ci siamo, tutto pronto sul parquet, si attende solo l'ok da parte della terna arbitrale che sancirà l'inizio di quella che speriamo sia una bellissima sfida. Le premesse ci sono tutte. Due squadre che sulla carta lotteranno fino alla fine della stagione per provare a vincere qualcosa di importante. Roma che lo scorso anno ha vinto la regular season, ma via, si parte, andiamo, buon divertimento con l'84 Roma, con l'84 che gira il primo possesso della sfida. Osico, Rocia, attaccato forte da Avellino, Murilo, Osico, isolamento con Marceligno, rientra Osico, calcia Osico, Ducci bene sul primo palo, gioca ancora però l'84 con Osico, altro 1 contro 1 e sfida con Marceligno, poi cambio lato, Rocia,
aspetta con la solita giocata, si gira bene, calcia Rocha! Ha segnato l'84, ha segnato Vinicius Rocha. Dopo l'esclusione si prende la sua giocata e gli bastano 32 secondi per mettere dentro l'1-0. Così Rocha per il gol del vantaggio dell'84. Partita fortissimo, la squadra di mister Panicia, che voleva chiaramente dare un segnale al campionato e anche a se stessa. Ora gara in salita per la Roma, Ercolessi in verticale a cercare la corsa di Marcelinho, che non può però arrivare sul suggerimento del numero 2, pallone che se ne va, rimessa dal fondo per Fabio Tondi. Si fa sentire anche il Palamaggiore, come detto Tondi chiamato per la prima volta quest'anno in nazionale da Salvo Samperi insieme a Murilo e Giuliano Fortini. Per i giocatori dell'84 invece Anthony Sgro per la Roma, che sicuramente vedremo all'opera questa sera al Palamaggiore. Talento cristallino del nostro futsal. Intanto Tondi è andato per il rilancio lungo sulla pressione alta della Roma, toccando il soffitto del Palamaggiore. Si gioca Ercolessi, scambio faticoso ma efficace con Avellino, poi Ducci, sguardo in avanti a cercare Dimash, Tondi la fa sua, poi Murilo, Rescia, Osico, Rescia Rocha, palla in verticale per Rescia che controlla 1 contro 2, se ne va Rescia, bellissima giocata destro-sinistro, poi steso da Dimash e primo fallo della sfida. Questa è la giocata suolata e poi sinistro, fallo evidente di Dimash che si dispera al momento del tocco con la gamba sinistra di Maxi Rescia. Con Rocha invece, che è salito a 5 centri in stagione, capocannoniere fin qui dell'84. Va dentro Murilo per Rocha, che ci ha provato un'altra volta con il tacco. Ducci a dirgli di no. È passato 1 minuto e mezzo, già 2 grandi squilli di Vinicius Rocha. 1-0 in favore dell'84. Palla fuori, Murilo, Osico, Murilo, Rocha cambio lato, sfida Dimash, prova a sgasare Rocha, ancora bella giocata col pallone che però è uscito secondo il primo arbitro Di Battista. Sarà rimessa per la Roma con Dimash che gioca in verticale. Ci arriva Marcelinho, fa la sponda, male sulla pressione di Maxi Rescia. La rimessa in favore dell'84, stordita la Roma in questo avvio, galvanizzata invece la squadra di mister Panicia dopo il gol del vantaggio di Vinicius Rocha. Colloquio tra Osico e il secondo arbitro Cini, credo per una chiazza di sudore sul parquet del Palamaggiore. Sta di fatto che si gioca. Rocha, Rescia, Osico, Murilo, Osico in verticale per Rocha, prova a girarsi di prima intenzione, non c'è fallo. Ercolessi, scarico Marcelinho che scava il pallone per la corsa in parallela di Dimash. L'ultimo tocco è del capitano, il numero 77 della Roma. Gioca Tondi in verticale per Braga, appena entrato per dare un po' di fiato a Vinicius Rocha. È entrato anche Leandro Cuzzolino sul parquet. Ercolessi in verticale, Marcelinho controlla e cambia lato, bene per Dimash, sfida Cuzzolino, Dimash finta di corpo, vuole il fondo, sempre Dimash, arriva su di lui come un treno Maxi Rescia. L'ultimo tocco di Dimash, la rimessa è per l'84, resta giù Antonio Egimar Dimash. Dopo un grande avvio di campionato, forse una vecchia, credo, nell'incrocio di gambe con Maxi Rescia. Dicevamo, grande avvio per il capitano della Roma, 6 gol queste prime 8 giornate di Serie A. C'è il fischio, si può giocare. Tondi lascia lì per Cuzzolino. Braga fa sportellate con Avellino. Rescia, Osico, Rescia,
Cuzzolino, pallone in verticale ancora alla ricerca di Lucas Braga, che però ha usato troppo le braccia. Secondo il direttore di gara sarà punizione in favore della Roma. Dimash, Ercolessi, Avellino, si rifugia da Ducci, sguardo in avanti e pallone che segue lo sguardo quasi direttamente in porta. C'era comunque Tondi su quella traiettoria. Cuzzolino in verticale, si appoggia su Braga, attaccato ancora una volta forte da Avellino. Bravo Braga a scavare il pallone, poi pallone in verticale da parte di Rescia. Ercolessi legge e Dimash ripulisce l'area. Avellino, Ercolessi in verticale da Marcelinho, che prova a girarsi e a calciare, centra Rescia in scivolata, poi Tondi fa sul pallone. Cuzzolino, Fortini appena entrato. Cuzzolino, Braga, ancora Cuzzolino, sceglie Fortini che si prende l'uno contro uno con Ercolessi, poi palla in angolo. Braga prova a chiudere 1-2, Fortini! Ducci deve compiere un altro miracolo, il secondo in questo avvio di partita, sulla bella azione dell'84 sul destro di Giuliano Fortini, con Ercolessi che aveva perso di vista il pallone. Andrà Cuzzolino dal punto di battuta, palla centrale letta da Dimash che la scaraventa il più lontano possibile. Altro possesso per l'84, questa volta rimessa laterale in favore della squadra di mister Paniccia. Sempre Cuzzolino, palla sopra per Rescia di testa, ha segnato l'84, ha segnato Maxi Rescia, palla perfetta di Leandro Cuzzolino, non può niente questa volta Daniele Ducci. 16-18 alla fine del primo tempo, 2-0. E time out subito chiesto da mister Dorto, stop sul parquet, stop anche per noi. Suona la sirena che richiama in campo le due squadre. Maxi Rescia a mettere dentro il 2-0 in favore dell'84. Che partita fortissimo in questa prima frazione di gioco, un po' come era già successo contro la Sandro Abate nell'ultima partita giocata qui al Palamaggiore. Occhio a Marcelinho però che se ne va, chiuso da Fortini, palla centrale Siqueira, non badando alle belle maniere, direttamente in out. Avellino sul punto di battuta, dicevamo, della partita con la Sandro Abate, l'84 che era partita molto bene, portandosi sul 2-0, poi il calo nel finale di primo tempo, sorpasso degli Irpini che hanno poi chiuso la sfida sul 6-4. Occhio a Dimash che ci prova, poi Fortini lotta con lui, l'ultimo tocco ancora una volta del capitano della Roma, sfortunato per la seconda volta consecutiva, fuori Braga, dentro Rocha. Tondi, Cuzzolino, Siqueira, Cuzzolino, Rocha, attaccato forte da Avellino, prova ad andare in verticale, perde il rimpallo, Ercolessi si divora il gol del 2-1 praticamente da due passi dalla porta difesa da Fabio Tondi, controbalzo con il destro, non è il suo piede, non riesce a trovare lo specchio della porta, ringrazia e respira l'84. Fortini, Cuzzolino, Siqueira, Cuzzolino, Siqueira, Fortini, Cuzzolino, Rocha, si appoggia ad Avellino, poi palla centrale per Fortini, scarico Cuzzolino, Siqueira attaccato forte,
poi duello rusticano nella zona centrale di campo, alla fine lo vince la Roma con Marcellino che è andato a calciare addosso a Lucas Sichera, che nel frattempo era franato addosso a Marco Ercolessi, che esce zoppicando vistosamente, dando i primi minuti della serata ad Anthony Sgro, che riceve, sfida tra numeri 7, rientra Sgro, guarda la porta, deviazione col pallone che termina direttamente in out, sarà angolo per la Roma. Si è acceso il numero 7 giallorosso, ci ha messo il piede Fortini col pallone che è andato abbastanza vicino all'incrocio dei pali della porta difesa da Fabio Tondi. Palla sopra verso Marcelinho, al volo Rocha con la coscia, poi allontana la minaccia il più lontano possibile, prova ad autolanciarsi Rocha, il pallone però era già uscito, sarà rimessa per la Roma, che fa partire anche la girandola dei cambi, dentro Di Eugenio e Robocop Fortino. Isgro, cambio lato, Fortino per Di Eugenio, Isgro passa, guarda la porta, poi scarico Fortino, su di lui Lucas Siqueira, si gira bene Fortino, vuole il fondo e la mette dentro. Tondi in due tempi la fa sua, prova a partire Siqueira che ha preso qualche metro di vantaggio su Fortino, l'ha visto Tondi che lancia in profondità, troppo forte, impreciso il suggerimento per Lucas Siqueira. Gioca la Roma, Isgro in verticale da Fortino, che però non riesce ad arrivare sul suggerimento di Anthony Sgro. Non c'è stato il tocco da parte di un giocatore dell'84. La rimessa è verde nera, Roma che dopo il 2-0 e dopo il time out ha messo la testa fuori dalla tana e ha impensierito per due volte la porta dell'84, che ora gioca con Cuzzolino. Brescia, Cuzzolino, Fortini, si butta dentro Rescia, lo ignora Fortini, Cuzzolino, Rescia con la Rabona in verticale, bell'idea, non si capisce però con Lucas Siqueira che era rimasto a giocare nella zona centrale di campo. Isgro, Dimash in verticale, Fortino vince il rimpallo, Tondi raccoglie il pallone, Cuzzolino, Coco appena entrato, suolata Cuzzolino, prima linea molto alta della Roma, Rescia, palla centrale Coco, Fortini, Rescia, scava il pallone per la corsa di Coco che controlla Coco, Ducci ancora una volta a negare la gioia del gol, il primo in campionato a Coco Wellington, e soprattutto a tenere a galla la Roma. Fortino attaccato forte, Ducci in verticale dopo il tocco di Coco, Dimash si impegna, per poco non trova un aggancio straordinario, pallone che però è uscito, rimessa al fondo per Fabio Tondi, grande parata di Daniele Ducci pochi istanti fa, splendido controllo col destro di Coco Wellington, poi bravissimo Ducci a farsi il più grande possibile. Osico, Murilo scappa dalla pressione di Seferi appena entrato, poi palla in verticale letta da Isgro che raccoglie. Seferi, finta di corpo e sgasa bene su Murilo, palla centrale, l'ha toccata forse Fortino, ma quello che importa è che ha segnato la Roma. Sbaglia la difesa dell'84, Seferi palla dentro, da verificare se ci sia stato il tocco di Robocop Fortino, rivediamo esterno dentro, Tondi non la trova, il gol è tutto del numero 17, 2-1. Dicevamo delle difficoltà in fase difensiva dell'84 che a volte passano anche da questo tipo di inconvenienze. Occhio a Osico che controlla dentro l'area, attacco per Murilo, scambio con Osico che cerca spazio sulla banda, poi torna da Rescia, Osico in profondità per la corsa di Rescia, legge Isgro che spinge la transizione, Coco sul pallone, poi scivola addosso a Isgro, fischiato il primo fallo ai danni di Coco Wellington che viene anche ammonito, primo giallo della partita.
Secondo fallo dell'84, 2-1 anche il punteggio nei falli. Protesta capitano Zico. Punito l'intervento da dietro di Coco Wellington, che ha preso sì il pallone, ha preso anche la gamba sinistra di Anthony Sgro. Punizione in favore della Roma. Gioca di Eugenio. Seferi galvanizzato dal gol primo della stagione per il giovanissimo giallorosso. Che ora gioca a 2 con Di Eugenio, poi Sgro. Isolamento con Murillo, finta di Sgro. Cambio lato, Seferi. Sfida Zico, tutto mancino Seferi. Isgro. Passa bene su Coco. Isgro suolata e calcia. Tondi questa volta la blocca molto bene in due tempi e fa ripartire in transizione nell'84 con Rescia d'esterno dentro con una mano forse Seferi. Fa ampi cenni di no, secondo arbitro Cini, gioca la Roma. Isgro, da rivedere la situazione precedente. Isgro, finte su Coco, se ne va Isgro, pallone troppo lungo, poi Isgro frana addosso a Tondi che deve allungare il pallone direttamente in out. Isgro ha preso un colpo alla testa cadendo poi sulle gambe di Fabio Tondi. Situazione borderline, quella di prima al limite del rigore della Roma, col possibile tocco di mano da parte di Seferi. Sta di fatto che Di Eugenio è pronto a giocare il pallone. Palla centrale letta da Coco. Finta, se ne va a Coco, poi lotta con Di Eugenio che alla fine vince il duello e riparte da Isgro. Finta. Passa ancora su Coco. Seferi prova a passare su Zico. Se ne va Seferi, colpito al volto Zico. Il pallone resta lì, Coco lo raccoglie, prova a spingere la transizione 1 contro 3, alla fine si ferma. E arriva il fischio del secondo arbitro Cini. Leggero tocco al volto da parte di Seferi ai danni di Zico, da rivedere anche questa situazione. Nell'ultima partita c'è stato un giallo per Vinicius Rocha, quando si apre l'alettone e si tocca al volto dovrebbe essere automatico, da rivedere quanto sia stato effettivamente duro il contrasto tra Seferi e capitano Zico. Che resta ancora giù, forse un problema ad un occhio per il numero 10 dell'84. Qua rivediamo, entra forte Zico, tocco con la mano totalmente involontario al volto del numero 10 da parte di Seferi. Pallone che verrà scodellato, fuori Zico, mentre questo il tocco prima col petto e poi col braccio di Seferi, comunque fuori area. Pallone restituito nell'84 che gioca. Zico rientrato dopo il cambio volante con Fortini. Rocha. Zico. Rientra Zico, prende campo, finta. Poi cerca una soluzione, la trova in Cuzzolino. Rocha. Sempre Avellino sulle sue tracce, sarà un gran duello per tutta la partita. Ha bisogno di uno scarico Rocha che si gira, calcia Rocha con la punta del sinistro, resta giù Vinicius Rocha che se n'è andato benissimo su Avellino, non c'è deviazione, forse sfiorato il palo alla destra di Daniele Ducci. Pronto a rimettere in gioco il pallone. Lo fa andando lunghissimo dalle parti di Fortino. L'ultimo tocco è proprio del pivot della Roma, che era andato al duello aereo con Fabio Tondi. Rocha prova a girarsi, il pallone però è uscito. L'ultimo tocco del pivot dell'84. Seferi pronto a giocare. Avellino in verticale, si appoggia su Robocop Fortino. Mezzo 2, si gira Fortino, prova ad andarsene. Zico gli sporca la giocata, scaraventando il pallone direttamente in out. Sarà angolo per i giallorossi. Avellino si incarica della battuta. Occhio al blocco di Fortino, il possibile destro da parte di Sgro, invece Avellino ha cercato la palla dentro. Occhio a Seferi che calcia, Rescia in coabitazione con Tondi a difendere la porta dell'84. Blocco di Seferi giudicato regolare. Isgro, cambio lato, Fortino, pallone complicatissimo da tenere in campo per Robocop Fortino.
Qua Isgro se n'è andato, anzi Seferi se n'è andato molto bene. Ancora una volta il suo sinistro a creare non pochi problemi alla retaguardia dell'84. Osico. Scarico Cuzzolino. Rescia. Cuzzolino. Manda Rocia in profondità e riparte da Rescia. Cuzzolino scava il pallone, anzi Osico cercando Vinicius Rocia. Ci arriva però Ducci, poi Avellino. Isgro in verticale da Marcelinho appena rientrato. Avellino ancora da Marcelinho che si gira e scarica per Dimash. Marcelinho, Dimash riceve ancora Marcelinho. Isgro, controllo, aspetta Avellino, poi sfida Rocia, raddoppio su di lui. Dimash sbaglia, Cuzzolino gliela porta via, poi possibile 2 contro 2 per l'84. Cuzzolino guarda la porta, toccato da Dimash, non c'è fallo ancora una volta. Secondo il direttore di gara gioca veloce Ducci. Dimash, scarico Marcelinho, 4 contro 3 possibile per la Roma. Osico legge, provvede, poi non riesce a trovare Cuzzolino che era dall'altro lato del campo. Fuori Rocia, dentro Braga, Rescia di testa, alza il pallone, poi Osico, Rescia alla fine non va per il sottile, tornando da Daniele Ducci, che va a sua volta ancora lungo. Rescia di testa, bene per Braga, sponda Fortini, Cuzzolino che aspetta, poi manda in profondità cercando la corsa di Lucas Braga. Marcelinho ha perso di vista il pallone, l'ha toccato prima che quest'ultimo potesse uscire. Rimessa all'84 con mister Paniccia che chiede il time out. Stop sul parquet, stop anche per noi. E suonata la sirena che ha richiamato in campo le due squadre. 8:36 alla fine del primo tempo, 2-1 in favore dell'84 che può provare a sfruttare questa palla inattiva su suggerimento nel time out di mister Paniccia. Cuzzolino come sempre sul punto di battuta. Mentre richiamato in panchina Coco. Solo una persona può stare in piedi, c'è già mister Paniccia. Cuzzolino pronto, palla fuori per Fortini. Cuzzolino prova ad andare da Braga, deve rincuorare le 84. Siqueira, Cuzzolino, pallone in verticale, Braga anticipato, la rimessa per l'84. Cuzzolino, Braga prova a girarsi, Braga attaccato forte da Di Eugenio che gli porta via in maniera regolare il pallone, poi Dimash direttamente da Tombi. Cuzzolino in verticale da Braga che lotta con Dimash, prova a girarsi Braga, passa in mezzo a due, questa volta c'è il fischio da parte del secondo arbitro Cini, punizioni in favore dell'84 da una posizione molto interessante per una giocata o anche per il mancino di Leandro Cuzzolino. Poi rivediamo il bel lavoro da parte di Lucas Braga, steso da Di Eugenio. Ora Braga esce a farsi controllare. Dentro anche Coco, probabilmente solo per il piazzato, quando sono 8 minuti alla fine del primo tempo, sempre 2-1 in favore dell'84. Osico e Coco pronti dentro l'area. Fortini lascia Cuzzolino che va in porta.
ha segnato l'L84, ha segnato Leandro Cuzzolino, la bomba col sinistro del campionissimo argentino che a 7,57 dalla fine del primo tempo fa 3-1. Allunga di nuovo l'L84 riportandosi sul +2 grazie al sinistro letale come sempre di Leandro Cuzzolino per la sua punizione, e Roma che torna nella dimensione di pochi minuti fa. Ora Dimash non passa su Cuzzolino che lavora bene anche in fase difensiva, rimessa giallorossa. Ecco Dimash, Avellino, Dimash, Di Eugenio, Dimash, Marcelinho, Avellino fuori dai blocchi, Di Eugenio attaccato forte da Cuzzolino, riparte Avellino, cerca Dimash, palla centrale bella per Marcelinho che si può girare, poi scarico, Di Eugenio aspetta la Roma, la guarda, l'L84, Dimash, palla centrale per Marcelinho, corre dentro Dimash, sì che era gran lavoro in fase difensiva, poi prova a sgasare, se ne va, toccato duro da Marcelinho, non secondo il primo arbitro che era a 2 passi. In arrivo un giallo per un componente della panchina dell'84, se la ride Lucas Siqueira. Sarà rimessa per la Roma. Dimash pronto sul punto di battuta, redarguito anche il vice allenatore dell'84, mister Barbieri. Gioca Dimash, in verticale ora a cercare Marcelinho che lascia lì il pallone, Braga legge e tocca la sfera, Di Eugenio, ancora Marcelinho, Dimash, blocco di Di Eugenio, passa Dimash, Marcelinho fuori dai blocchi, non ha spazio per lasciar partire il sinistro, Dimash, Di Eugenio, Dimash, Seferi, Dimash, Di Eugenio, Seferi, in verticale bel suggerimento per Marcelinho, poi lato lato, Dimash, sfida Murillo, Dimash, Tondi molto bene a coprire il suo palo, 6,07 alla fine, bella giocata di Dimash, attento Fabio Tondi. Di Eugenio sul punto di battuta, palla centrale, Seferi si gira, scappa dalla pressione e riparte da Dimash che vuole sgasare, sempre Dimash, legge, provvede Lucas Siqueira, possibile 3 contro 2 per l'84, Siqueira va dentro da Fortini, Ducci ancora con un altro miracolo, il terzo del suo primo tempo, palla geniale di Lucas Siqueira, ottimo attacco al secondo palo da parte di Giuliano Fortini, che parata di Daniele Ducci. Fortini sopra per Siqueira, palla scomoda da gestire, si rifugia da tutti. In avanti, quasi in porta, troppo alto però il destro di Fabio Tondi. Ducci corto, Isgro, Seferi. In verticale, Marcelinho. Scappa dalla pressione di Siqueira, Avellino, scarico Isgro. Seferi, non passa su Rocha che gli porta via il pallone, Rocha, Ducci e poi Seferi, alla fine arriva Siqueira, ha segnato l'L84, ha segnato Lucas Siqueira, di forza, di prepotenza, non può niente Ducci questa volta, è 4-1 a 5:21 dalla fine del primo tempo.
Si riparte con l'L84 che ha trovato il 4-1 con la bomba di Lucas Siqueira. Dopo una bella azione in transizione della squadra di mister Paniccia. In qualche modo si era difesa la Roma, prima con Ducci poi con Seferi. Alla fine Siqueira ha messo tutti d'accordo, trovando il gol del 4-1. Occhio di Sgro che sfida Rescia, si piazza dietro l'L84. Avellino, palla in angolo per Marcelinho, che l'ha fatto bellissimo. Marcelinho a 4,54 dalla fine del primo tempo la riaccorcia un'altra volta, 4-2. Non c'è tempo di prendere fiato, segna l'84, segna la Roma che si riporta sul -2, gol straordinario da parte di Marcelinho, di prima intenzione, quasi dalla linea di fondo, a metterla sotto l'incrocio dei pali. Occhio Rocha che si prende sempre la sua Antonella, poi cambio lato. Osico semina il panico, prova ad andarsene, Seferi gli sporca il pallone, rimessa all'84. Palla centrale per Murillo che non trova l'impatto col pallone, poi lotta con Seferi, l'ultimo tocco è del giovane numero 17 della Roma. Rescia, Rocha, su di lui questa volta Isgro, aspetta Rocha che studia la giocata, va a pressarlo Marcelinho, scappa Rocha, steso da Marcelinho. Il terzo fallo della Roma. Vediamo tante volte Rocha prendere posizione e cercare quel tipo di giocata. L'ha fatto molto bene in avvio di primo tempo, trovando il gol dell'1-0, poi un'altra conclusione. Occhio Rescia, Rocha la tiene in campo dopo il controllo mancato dell'argentino. Attaccato forte da Avellino, sempre Rocha, si gira, passa Rocha, sfida nuovamente Avellino. Poi Osico. 1 contro 1 con Seferi, rientra Osico e riparte da Murillo. Rocha, sempre Isgro sulle sue tracce. Doppio passo di Rocha, calcia Rocha, centrale, la blocca Ducci. Isgro rischia, toccato da Rocha, arriva al fallo. Fuori Rocha, dentro Cuzzolino. Sarà bella giocata del numero 70 dell'84 che però quando lascia partire il mancino trova solamente le mani di Daniele Ducci. Isgro, finta su Osico e palla in verticale, legge Cuzzolino, poi di primo Osico per Murillo, corre forte Rescia, visto e servito Rescia, calcia Rescia, deviazione di Fortino, altra paratissima di Daniele Ducci, controllo difficilissimo di Rescia e parata altrettanto complicata per Daniele Ducci. Si resta 4-2 per l'L84 a 3:15 dalla sirena. Palla sopra, Cuzzolino al volo, la palla rimbalza, poi se ne va, Tondi esce, il controllo è bello stile, scarico Cuzzolino, calma olimpica. Sterzata di Cuzzolino che prova anche a guardare la porta, va dentro, deviazione, col pallone che non trova il destro di Maxi Rescia. 3 minuti alla fine, angolo in favore dell'84 che guida sempre per 4-2. Osico sul punto di battuta con Marcelinho che aveva rubato il pallone, ora si può giocare. Palla fuori, Cuzzolino, Murillo, Cuzzolino, Osico, sfida Isgro, cambio lato per andare da Cuzzolino, si rette il ritmo e calcia. Ducci molto bene con due mani, poi Marcelinho, palla un po' complicata da gestire ma lo fa bene. Isgro passa su Murillo ancora una volta, sempre Isgro, riparte da Avellino. Marcelinho scava il pallone, Fortino, si chiude l'1-2, Marcelinho col pallone che gli resta sotto al sinistro, si dispera il numero 19 della Roma. Bella giocata con Robocop Fortino, due giocatori dal talento enorme, il 19 e il 20 giallorossi, sicuramente a creare una delle coppie offensive più importanti di tutto il panorama della Serie A. Avellino, scambio 2 e poi Isgro che rientra su Coco, prova a passare Isgro, la tocca Osico che non riesce però ad autolanciarsi, pallone ancora fuori e altro giro dalla rimessa per la Roma. Va a prendere un po' di fiato Luciano Andres Avellino, dentro Di Eugenio.
che gioca ora. Marceligno, Isgro, Fortino, De Eugenio, Isgro, su di lui Osico, in palleggio Isgro, rischia qualcosa, Osico gliela porta via, poi arriva un fischio per gioco pericoloso ai danni del capitano dell'84 che ha alzato troppo la gamba, ha giocato col fuoco Isgro, che ora va in verticale. Rescia anticipa Fortino ma non riesce a controllare, applausi comunque per Maxi Rescia. Osico va a prendere un po' di fiato dopo la pressione forte su Anthony Isgro. Marceligno in verticale gliela sporca Cuzzolino e poi la raccoglie, poi scava il pallone per la corsa di Coco, Marceligno legge e provvede allungando direttamente in out, poi cenno d'intesa tra Coco e Marceligno. Fortini cambiolato, Rescia, Cuzzolino, Rescia, Fortini deve scappare dalla pressione di Fortino e poi Cuzzolino, cambiolato, Rescia di prima dentro per Fortini che ci ha provato un'altra volta di testa, non centrando però lo specchio della porta. Ducci comunque sembrava in traiettoria, gioca la Roma, rischia ancora una volta Isgro, Rescia per poco non gli porta via il pallone. Roma che ha 1,30 di speranza per provare ad accorciare ancora le distanze in questa prima frazione di gioco. Coco raccoglie, Fortini riparte da Tondi, Rescia parte 2-2 all'84, palla in verticale, bella idea per la corsa di Fortini, 3 contro 2, Cuzzolino guarda la porta e va dentro da Coco che col destro manca l'impatto col pallone, facendo restare bloccato in gola tutti i presenti del Palamaggiore. L'urlo per il gol del 5-2, esce bene questa volta Tondi di testa che poi prende un colpo da Robocop Fortino, bel lancio di Ducci, è uscito altrettanto bene Fabio Tondi, ha preso una botta direi al costato. Bellissima azione di pochi istanti fa dell'84 con Rescia che ha trovato molto bene in verticale Giuliano Fortini, esponendo la Roma al 3 contro 2 gestito alla grande come sempre da Leandro Cuzzolino. A Coco è mancato solamente l'impatto giusto col pallone. Dimash, cambiolato ed Isgro, sfida con Fortini, passa Isgro in banda, Rescia lavora bene, il pallone è uscito, la rimessa per la Roma. Ultimo giro d'orologio, De Eugenio, Isgro, Dimash chiuso in mezzo due, palla centrale, non può arrivarci Fortino, Cuzzolino gli calcia addosso, la rimessa in favore dell'84, buon lavoro questa volta in fase difensiva da parte della retroguardia verdenera. Fischio di Cuzzolino a richiamare Coco per provare una giocata. Rescia, Cuzzolino in verticale sulla parallela per la corsa di Rescia, la raccoglie Ducci, Di Eugenio in profondità per Dimash che va giù, Cuzzolino la tiene in campo, poi cambiolato, Coco deve rinculare la Roma e Dimash deve impegnarsi per una rincorsa difensiva. Fortino dentro da Cuzzolino che non trova lo specchio della porta da 0 metri, divorandosi il gol del 5-2. Pallone forse un pelo arretrato quello di Giuliano Fortini. Altra occasionissima invece per l'84, Ducci lunghissimo, Rescia di testa, Cuzzolino solo, 1-2 con Rescia che aspetta, centrale Cuzzolino con spazio, calcia! Sparando ancora Salve col sinistro a 17 secondi dalla fine del primo tempo, il 17 non trova lo specchio della porta. Dimash, Isgro sbaglia l'appoggio per Di Eugenio, in difficoltà la Roma in questo finale. Fortini con calma per provare ad imbastire l'ultima azione offensiva del primo tempo. Fortini deve andare per forza dentro allo scadere dei 4 secondi, voleva un fallo Maxi Rescia per il blocco portatogli da Fortino.
rimessa laterale con Isgro sul punto di battuta. In verticale Rescia legge, poi prova ad andare da Fortini, Ducci la lascia lì, Fortini non riesce a calciare, scarico per Coco, Coco non trova lo specchio della porta con il destro, come pochi istanti fa era successo allo stesso numero 18. E Leandro Cuzzolino, sono la sirena, finisce qui la prima frazione di gioco tra L84 e Roma, finisce con il brivido, finisce con i verdeneri avanti per 4-2. La fonte e la scintilla dell'innovazione. Noi di Coesa semplifichiamo procedimenti complessi, dall'efficientamento energetico alla ricerca degli incentivi. Garantiamo risultati tangibili, con la massima chiarezza per il cliente finale.
Crediamo in un'innovazione del rispetto e ci adattiamo alle esigenze di un mondo dinamico e in continua trasformazione. Il futuro di Coesa è semplice e pieno di energia.
Futsal People, siamo tornati in diretta dal Pala Maggiore di Leni, dove è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo della sfida tra L84 e Roma. 4-2 dopo i primi 20 minuti di gioco effettivi. La decidono fin qui i gol di Rescia, Rocia, Sicheira e Cuzzolino. Ha risposto invece per la Roma nella prima frazione Seferi e Marceligno. Primo tempo ricco di spettacolo, tante occasioni da una parte e dall'altra. Un'ottima L84, quella dei primi 20 minuti di gioco. Un po' meno la Roma, che è riuscita a creare qualcosina in meno rispetto ai verdeneri, soprattutto in fase offensiva. Un grande Daniele Ducci sicuramente nelle fila della Roma, e l'84 invece che ha sprecato nel finale 3 occasioni importanti per portarsi sul 5-2 nel primo tempo. Ma ci siamo, tutto ok, si attende il fischio che arriva, via si parte, andiamo. Buon divertimento col secondo tempo di L'84 Roma, con la Roma che gira il primo pallone. Roma che è ripartita con Di Eugenio, Marceligno, Isgro e Dimash, chiaramente Ducci tra i pali. L'84 invece con Tondi, Rescia, Cuzzolino, Osico e Rocia, che ora controlla e scarica per Cuzzolino. Osico, scarico Cuzzolino, poi si butta nello spazio, pallone arretrato da parte di Leandro Cuzzolino e rimessa per la Roma. Isgrol indietro, Dimash, anzi Di Eugenio, ora Dimash. In verticale da Marceligno, sulle sue tracce Rescia, pallone per Dimash che prova a calciare, c'entra però solamente il fianco di Leandro Cuzzolino. Rimessa giallorossa con Di Eugenio sul punto di battuta. Un solo ammonito nella prima frazione di gioco, Coco Wellington. Palla centrale letta da Rescia, che va addirittura dalle parti di Ducci col pallone che si perde in rimessa laterale. Luciano Andrea Savellino a fare da raccattapalle, rimette in moto la Roma Di Eugenio, poi Dimash. In verticale da Marceligno che la mette giù col petto, poi scivola sul pallone, alla fine riesce a ripartire da Dimash. Di Eugenio scappa dalla pressione di Rocia, poi trova bene Isgro. Marceligno da Di Eugenio, si rintana nell'84, gioca la Roma con Isgro che prova ad andarsene, il pallone però è uscito nell'1 contro 1 con Osico. Era a 2 passi il secondo arbitro Cini, inquadrato Osico. Tondi, pallone centrale lungo per Rocia che l'orpiona, attaccato forte, troppo forte da Alessio Di Eugenio. Resta giù Rocia dopo il tocco del numero 23. Rocia che col gol del primo tempo è salito a quota 5 in campionato. Rescia invece col sesto centro del suo avvio di stagione, rincorsa lunghissima per Cuzzolino. Occhio Rescia e Rocia. Cuzzolino calcia in porta, la blocca addirittura Ducci con Cuzzolino che cercava di replicare il gol del primo tempo. Distanza siderale quella dalla quale il mancino argentino ha provato a calciare verso la porta di Ducci. Dimash col tacco la addormenta in fallo laterale. Funziona la prima linea molto alta dell'84. Rescia, Cuzzolino, Osico, Cuzzolino, Osico fuori dai blocchi dopo lo scatto in verticale di Rescia. Osico vince il rimpallo, guarda la porta, e altro destro centrale, facile preda delle braccia di Ducci. Isgro, Marceligno, questa volta non c'è Rescia con lui ma Cuzzolino. Ecco Dimash, cerca spazio, Rescia in scivolata, gliela sporca solo per un attimo, poi si riparte da Isgro. Di Eugenio, Dimash in verticale da Marceligno, Cuzzolino in scivolata a difendere molto bene l'area di rigore dell'84. Dimash, Isgro,
ancora Dimash, Di Eugenio, pallone in verticale da Marcelinho che lotta con Rescia e Cuzzolino che gli porta via il pallone, poi cambio lato, Rocha, Osico, Rocha, poi Osico calcia andando vicinissimo al palo alla sinistra di Ducci. Bello scambio tra Rocha e Osico, con Ducci che comunque sembrava in traiettoria. Marcelinho braccato da Murillo appena entrato, bella palla centrale, Rescia ci arriva commettendo però fallo su Di Eugenio che resta giù. Qua rivediamo il contatto tra Rescia che non prende il pallone in un primo tempo, butta letteralmente giù Di Eugenio. Tre minuti, poco meno, se ne sono andati in questo avvio di secondo tempo. L'84 sempre avanti per 4-2. Dimash, suolata di Eugenio Dimash, cambio lato, Isgro, sulle sue tracce Fortini che gli sporca bene il pallone. Rimessa laterale giallorossa con Anthony Isgro che gioca. Palla centrale, prova ad andare in verticale Dimash trovando Marcelinho che poi cerca di chiudere 1-2 lunghissimo proprio con Antonio Egimar. Dimash se ne va però il pallone direttamente in out, raccolto da un bambino della scuola calcio dell'84 che va a lavorare da raccattapale. Raguso con i primi minuti della sua partita. Murillo in verticale da Braga, la porta via bene Di Eugenio, attaccato troppo forte da Braga che usa le mani, non si può, fallo di Lucas Braga e punizione per la Roma. Duello irregolare tra Braga e Di Eugenio, è andato a prendere un po' di fiato dentro Avellino e anche Robocop Fortino. Suolata Isgro, calcia Isgro, deviazione, Tondi la fa sua in due tempi. Poi guarda in avanti, pallone lungo a cercare Braga che non riesce ad aprire il gambone. Poi si lascia andare a qualche protesta nei confronti del primo arbitro di Battista per la trattenuta di Avellino, giudicata regolare. Ducci da Fortino che regge il pallone sulla pressione di Raguso. Dimash, Avellino, palla centrale, Raguso sulle sue tracce. Braga sporca il pallone da Avellino che ci prova col sinistro, Tondi copre bene il suo palo. Palla sopra verso Dimash che mette giù, finta e poi isolamento con Fortini, rientra Dimash, Braga gliela porta via solo per un attimo, Fortino prova a calciare trovando però l'ottimo lavoro da parte di Mattia Raguso e il calcio d'angolo. Avellino si incarica della battuta, pallone corto, Letto, altro giro con un'altra palla inattiva per la Roma. Palla sopra ora per Dimash che controlla e non calcia, sfida nuovamente Fortini. Scarico Avellino, controlla, prova a imbucare, Murillo ci mette il piede, poi raccoglie e ripulisce Avellino per Isgro che passa, perde il pallone per in mezzo due. Fischiata la trattenuta, credo di Lucas Braga, ai danni di Anthony Isgro che gioca, si è disperata la panchina dell'84, possesso giallorosso con Fortino. Sulle sue tracce sempre Mattia Raguso, cerca uno scarico Fortino, lo trova in Dimash, calcia Dimash male, non trovando né la deviazione né lo specchio della porta. Nessun problema questa volta per Tondi. Gioca nell'84, Fortini, Murillo, Raguso in verticale da Braga, bel pallone e scarico per Fortini, si riappropria della metà campo difensiva della Roma all'84, bella giocata di Braga che va dentro.
a cercare l'inserimento da parte di Fortini, copre però bene l'area di rigore della Roma e Gimar Dimash. Angolo verde-nero, Murillo, palla sopra per Braga al volo, facendo rimbalzare il pallone sul parquet del Palamaggiore. Non si fida della presa Ducci. Altro corner per l'84. Palla dentro, respinta da Dimash. Palla sopra, questa volta a cercare Raguso al volo, Avellino di testa, Raguso la trova, guarda la porta e lascia partire un destro che poteva essere molto velenoso per Daniele Ducci, non trovando però il bersaglio grosso. Ora Ducci, lunghissimo, Raguso di testa, Murillo mette giù, sulle sue tracce Sgro prova a sgasare Murillo, che non riesce a tenere il pallone sul terreno di gioco. Avellino e Sgro. Isolamento con Fortini, Isgro, non c'è fallo, si gioca. Avellino, Fortino, lascia lì per Isgro, finta, cerca spazio sul destro, prova a imbucare, Osico ci mette il piede. Con l'84 che ha iniziato con la prima linea molto alta, ora la squadra di mister Paniccia si è abbassata per difendere il possesso palla della Roma, con Tondi che raccoglie. Osico, Murillo, Osico lascia scorrere, Raguso scava il pallone, Seferi bene di testa, Avellino lascia lì per Fortino, Scadetto e Sgro. Isolamento con Osico, finta di corpo di Sgro che prova a rientrare, non arriva al blocco di Seferi. Fortino si gira, guarda la porta, rimbalza su Murillo, poi cambio lato da parte di Avellino, fucilata per il mancino di Anthony Sgro che non riesce a controllare. Si dispera il numero 7 della Roma. Come detto in apertura di cronaca, convocato in nazionale da coach Salvo Samperi. Cuzzolino in verticale, bella palla per Rescia, Ducci ci mette il piede, scaraventando il pallone direttamente in out. Con Fortino che aveva qualcosa da ridire a Ducci, col pallone che secondo il numero 20 della Roma sarebbe uscito. Osico sul punto di battuta. Osico prova a chiedere al direttore di gara se sia calcio d'angolo rimessa, si può giocare, palla centrale, Ducci legge e provvede. Seferi, scarico Avellino, cerca spazio, poi scava il pallone, colpo di testa di Fortino, Murillo addosso ad Avellino che si dispera, pallone che se ne va direttamente in out, respira l'84, dentro nuovamente Rocha. Gioca Osico da Tondi e poi Cuzzolino. Lungo a cercare Rocha che la mette giù bene con il petto, poi sempre Avellino sulle sue tracce, si gira Rocha che riparte bene con l'esterno da Osico, può anche guardare la porta, fa partire il destro, non trovando però lo specchio. Il destro di capitano Osico lontano dal palo alla sinistra di Ducci. Ora si appoggia a Fortino che non riesce a controllare sulla pressione forte da parte di Maxi Rescia che esulta col pugnetto. 13, poco più alla fine della partita, sempre 4-2 in favore dell'84 che però ha già speso 3 falli in questo secondo tempo. Osico rientra, prova a cambiare lato, ci mette la coscia. Capitan Dimash. Cuzzolino sul punto di battuta. Rescia. Imbucata per Rocha che non riesce a controllare. Ducci raccoglie e mette in moto Marceligno. Seferi. Di Eugenio. Marceligno. Palloni verticali da Dimash. Lavorano bene di pacchetto i difensori dell'84. Trattenuta evidente da parte di Seferi ai danni di Cuzzolino. Si prende il giallo l'autore del gol del momentaneo 2-1.
Punizione per l'84. Sono 2 i falli della Roma adesso, 3 come detto pochi istanti fa, quelli della formazione allenata da mister Paniccia. Osico si prende l'isolamento con Seferi che ha ammonito. Rischia Osico, la perde, lavora molto bene Seferi che riparte da Ducci. Seferi, cambio lato un po' rischioso ma efficace per Di Eugenio. Si riposiziona la difesa dell'84. Marcelinho calcia, Tondi la tiene in 2 tempi. Poi Cuzzolino prova a alzare la linea Dimash. Cuzzolino si rifugia da Rocia che regge il pallone sulla pressione di Di Eugenio. Prova ad andarsene Rocia, alla fine non guadagna la rimessa, l'ultimo tocco è il suo, secondo Cini che era a 2 passi. Pressione della Roma che funziona molto meglio in questo secondo tempo. Seferi, Dimash in verticale da Marcelinho, prova a girarsi Marcelinho, gliela sporca Rescia. Poi Di Eugenio, Dimash, Di Eugenio, ancora Dimash, Marcelinho scappa dalla pressione di Rescia, lascia lì a Dimash. Marcelinho riceve l'imbucata, prova a girarsi, gliela sporca Rescia, Seferi non ha spazio per far partire il sinistro, Dimash e poi Di Eugenio. Marcelinho prova a imbucare il pallone, Tondi rimpallo e poi la trova e va ad allungare direttamente in out il pallone. Seferi resta giù per un colpo subito alla caviglia sinistra, con Tondi che è entrato sul pallone e poi evidentemente carambolato sul piede sinistro del giovane numero 17 della Roma. Ora si rialza zoppicando. Dovrà però uscire. Questo scambia un bel 5 con Marcelinho. Dentro Ercolessi. Con Dimash che va a restituire il possesso nell'84. Tondi corto. Fortini. Parte in 3 l'84. Chiaramente con Braga adesso a agire da pivot. Palla sopra per la corsa di Fortini che ha il motorino. Prova anche a metterla dentro. La trova Ducci. Ercolessi deve spingere la transizione, deve rinculare invece nell'84. Ercolessi in verticale, fallo fischiato ai danni di Marco Ercolessi, troppo forte l'intervento di Giuliano Fortini. Quarto fallo dell'84 a 10:52 dal suono della sirena. Punizione da una posizione interessante per la Roma. Vi ricordo che dal quinto fallo scatterà il bonus e dal quinto fallo in avanti ogni punizione verrà trasformata in un tiro libero. Marcelinho calcia in porta, Tondi legge e provvede allungando direttamente in out. Ci aveva provato Cuzzolino a tenere in campo il pallone, non ci è riuscito, angolo per la Roma. Avellino fuori per Ercolessi che fa partire il mancino. Braga poi calcia Marcelinho andando molto vicino all'incrocio dei pali. Gesto di stizza del numero 19 pivot della Roma. Tondi in avanti direttamente da Ducci. Dimash prova a passare in mezzo due, non ci riesce, poi Siqueira lotta, gliela porta via Marcelinho che se ne va. Altro fallo di Lucas Braga, giallo e quinto fallo dell'84. E ora sì che il discorso falli inizia a essere veramente pesante per i verdeneri. 10:30 alla fine. Se vogliamo il quarto più teso, più importante di tutta la partita. E l'84 dovrà giocare solo in bonus. Ercolessi ed Avellino sul punto di battuta. C'è il fischio, gioca Avellino, Marcelinho di prima, Dimash si gira, guarda la porta, Dimash lavora molto bene, Lucas Siqueira. 5 con Coco, ma possesso ancora per la Roma.
Avellino, palla sopra, a cercare Marcelinho, legge Fortini di testa e poi scaraventa la minaccia il più lontano possibile direttamente da Ducci, che va lungo. Cercare Marcelinho che non riesce a mettere giù, poi si spiega con Ducci. Doppio errore di rilancio del portiere. Può giocare adesso nell'84 con Fortini. Coco in verticale da Braga. Si gira Braga, prova a scappare da Avellino, che gli tocca il pallone, Ducci lo fa suo. 10 alla fine, Avellino in verticale, la mette giù Dimash. Avellino, Marcelinho, Ercolesi, Dimash, sfida Siqueira, prova a calciare Dimash, deviazione di Lucas Siqueira, angolo per la Roma, che sta trovando una prestazione molto più convincente rispetto a quello che è stato il primo tempo. Parziale però fermo ancora sul 4-2 in favore dell'84. Avellino redarguito dal secondo arbitro Cini. Ora si può andare con il calcio d'angolo. Attenzione, la palla sopra per Dimash. Che arriva Dimash, praticamente in scivolata di controbalzo, non riesce a trovare una conclusione francamente complicata. Nessun problema per Fabio Tondi, con l'84 che potrà ripartire con la rimessa dal fondo. Tondi gioca, Coco, Fortini, Siqueira, manda il pallone in verticale per la corsa di Fortini, legge Avellino, 3 contro 3, Marcelinho, Dimash solata, Avellino, Siqueira a prendersi gli applausi del Palamaggiore. Palla sopra, Tondi la trova solo per un attimo, si autolancia per un istante Giuliano Fortini, lavora benissimo in fase difensiva Marcelinho. Ducci in avanti direttamente da Tondi. Coco, Siqueira, va giù Coco, non c'è niente. Fortini, attaccato forte da Marcelinho, questa volta arriva il fischio da parte di Cini, che era un'altra volta a due passi, con la visuale molto libera. Protesta Marcelinho, dentro Isgro, uno dei più attivi per i giallorossi. Richiamato Marcelinho dal secondo arbitro, con i giocatori che vorrebbero l'ingresso dello spazzolone. Si deve giocare. Coco, Siqueira, scarico Tondi, Osico, Siqueira, si gira ma torna da Osico. Coco di prima, bella palla per Murilo. Osico, Murilo si riaffaccia in avanti nell'84. Siqueira lascia lì Osico. Siqueira guarda la porta e calcia. Ducci molto bene in tuffo, si distende e allunga il calcio d'angolo sulla bomba da parte di Lucas Siqueira. Osico fuori, Siqueira, scambiano i due. Palla fuori Murilo, che riparte da Osico. Murilo non è riuscito a mettersi in ritmo per calciare. Osico vince il rimpallo, il pallone però è uscito. La rimessa in favore dell'84, che gioca veloce. Murilo, scarico Coco, doppia finta. Da ribattere la rimessa secondo il primo arbitro Di Battista. Se la ride Osico, che poi continua a protestare. Non è controfallo. Col direttore di gara che aveva interrotto il gioco perché era volata una pettorina dentro il campo. Siqueira sbaglia l'appoggio per Murilo e possesso regalato alla Roma. Avellino in verticale, Siqueira lavora, poi va giù, non c'è niente. Fortino guarda la porta, rinviene Murilo, poi ancora Fortino. Osico a frapporsi fra il pallone e la porta, esulta come se avesse segnato. 8 e 10 alla fine, sempre 4-2 in favore dell'84, ma la Roma è vivissima.
Avellino sopra, Seferi mette giù, vince il rimpallo ma non riesce a trovare il pallone. Osico dopo il tocco di Tondi. Murillo, giocata, se ne va su Isgro, va giù troppo facilmente Murillo Schiocchè. Ducci con calma. Lunghissimo, Sichera di testa, direttamente da Isgro, appoggio Seferi. Isgro passa bene sul blocco, sempre Isgro, sfida Osico, poi riparte da Avellino. Seferi, imbucata, Fortino, attaccato forte da Sichera, poi Avellino. Isgro, 1 contro 1 con Osico. Isgro prova a mettere dentro, intervento duro di Sichera ma sul pallone, secondo il direttore di gara protesta in maniera veemente Fortino, ma siamo già dall'altro lato con Sichera che prova a sterzare, poi va giù Avellino, c'è il fischio, fallo di Lucas Sichera e tiro libero in favore della Roma, 7-11 dalla fine. Occasione importantissima per i giallorossi. Qua il fallo evidente di Lucas Sichera che non ha voluto far ripartire Luciano Andres Avellino, decidendo di andare per il tiro libero. E ora sarà Marcelinho contro Tondi. Osico protesta perché voleva forse una trattenuta ai danni di Sichera proprio sul fallo che ha mandato Marcelinho sul dischetto del tiro libero. Fischi di paura del Palamaggiore che sente che questo piazzato potrebbe riaprire il finale di gara e renderlo accesissimo. Da riposizionare il pallone, secondo il primo arbitro di Battista, troppo avanti. Marcelinho contro Tondi. Va Marcelinho, Tondi per il boato del Palamaggiore, poi rovesciata di Marcelinho che non trova l'impatto col pallone. Sarebbe probabilmente venuto giù tutto il settore ospiti sul gol in rovesciata di Marcelinho. C'è da far passare lo spazzolone. Boato per la parata di Fabio Tondi. Applausi per il portiere dell'84 che comunque si troverà per 7 minuti e 06 in estrema difficoltà, considerando che non può più commettere falli. Espulso intanto un componente della panchina dell'84. Spazzolone che ha fatto il suo lavoro, si può riprendere con lo spettacolo sul parquet del Palamaggiore. Gioca la Roma. Marcelinho. Isgro, palla centrale letta da Cuzzolino. Osico la trova, Isgro gliela porta via, non può fare fallo Osico. Isgro scarico per Fortino, prende la mira, scivolata di Osico, Rescia lavora, gli passa davanti, lo affossa Fortino. C'è il fallo, c'è un'intesa poi tra Fortino e Rescia. E anche con il direttore di gara. Lavoro preziosissimo in fase difensiva di Maxi Rescia e di Osico. Quarto fallo anche della Roma. Murillo. Cuzzolino, palla lunga ma ci arriva Cuzzolino con la colla sul sinistro, poi prova ad andarsene con una giocata difficilissima. Era lì Avellino che lo guarda uscire. Rimessa per la Roma, l'84 che ha alzato nuovamente la prima linea. Isgro. Marcelinho. Isgro. Su di lui Murillo, palla centrale letta ancora una volta da Cuzzolino, l'ultimo tocco di Marcelinho, la rimessa per l'84, palla sopra verso Rescia che deve metterla giù, ci arriva prima di lui Robocop Fortino, la tocca poi Rescia, la rimessa per la Roma con Dimash sul punto di battuta. Avellino. Isgro.
Avellino. Se ne va Dimash, prende campo, guarda la porta Dimash, riesce in scivolata molto bene, poi Murillo non riesce a tenerla in campo. Rimessa per la Roma, c'è bisogno nuovamente dell'ingresso dello spazzolone. Ultimo tocco che è stato di un giocatore della Roma, non di Maxi Rescia. Riparte Fortini. Tondi, Cuzzolino direttamente in avanti. Avellino di testa, legge Fortini. Rocia controlla e cambia lato. Bene per Rescia, atterrato Rocia, non c'è niente ancora una volta. Marceligno, Isgro prova ad andarsene in mezzo 3. Sempre Isgro calcia. Solo esterno della rete. Nessun problema per Tondi che protesta l'indirizzo di Battista. Qua rivediamo la bella giocata ed il destro di Anthony Isgro. Tondi lungo da Rocia e non può arrivarci. Possesso regalato nuovamente la Roma. Isgro, Avellino. Isgro aspetta l'84. Isgro sfida Fortini. Rientra Isgro. Prova a passare, calcia Isgro, centra Cuzzolino, il pallone se ne va, rimessa laterale per la Roma. Poco più di 5 minuti alla fine, non si vede la maglietta del portiere in movimento sulla panchina della Roma. Gioca Marceligno. Isolamento con Cuzzolino, palla centrale, scambio con Dimash, calcia Marceligno che sbatte su Rescia. Rimessa a Roma, si rialza Rescia, un po' dolorante. Ancora Marceligno sul punto di battuta. Cambio lato, Isgro. Altra sfida con Fortini. Passa Isgro, Cuzzolino sulle sue tracce, poi cambio lato per andare ad Avellino. Nuovamente Isgro. Gliela porta via solo per un attimo Fortini. Ducci raccoglie. Lunghissimo, Dimash la mette giù, anticipo di Rescia. Pallone che sfila direttamente in out. Grandissimo lavoro in fase difensiva da parte di Maxi Rescia. La Roma prende fiato, c'è Fortino pronto con il portiere in movimento. L'abbiamo chiamato, entra Robocop Fortino. Un po' di incompressione sulla panchina della Roma. Palla centrale, Marceligno non trova nessuno. Se ne va il pallone, non è angolo. Poi Tondi vuole giocare velocemente perché non c'è Ducci. Pallone per Rescia che lo scava. Con Ducci che aveva perso completamente di vista la sfera. E Rescia ha trovato solamente l'esterno della rete. Rientra Fortino. Fuori Ducci, aspetta nella prima metà campo dell'84. Avellino, Isgro, Fortino, Dimash e Marceligno a comporre il quintetto della Roma, che ora manovra. Dimash, Avellino, Fortino, Avellino, Dimash, palla di prima, Isgro la tiene in campo, Avellino, Fortino, Isgro, Dimash, Avellino, Fortino, ancora Avellino. Tante navette per l'84. Isgro, Fortino, non c'è la palla in angolo, però la palla centrale, la tocca Rescia, la rimessa è per la Roma con Fortino sul punto di battuta. Ancora Fortino, Avellino, scambio di due, prova a uscire Fortini. Isgro, palla in angolo, Dimash non può andare dentro di prima, Cuzzolino la porta via, la porta è vuota, Cuzzolino va da Osico, non c'è il portiere, Osico finta e lascia che Fortino prenda possesso dei pali della Roma e poi riparte saggiamente da Tondi. Ora è complicato dare il cambio per Robocop Fortino. Cuzzolino scappa dalla pressione di Dimash. Osico in parallela prova a giocare per Cuzzolino, vola al cambio, ora sì Robocop Fortino, rientra Daniele Ducci. L'84 ha fatto passare almeno 30 secondi preziosi.
Rescia in verticale per la corsa di Fortini, che passa alle spalle di Marcelinho. Gran lavoro da parte di Luciano Andres Avellino, in scivolata a coprire la linea di passaggio per Vinicius Rocha, che si sarebbe poi trovato a tu per tu con Ducci. Ecco Rocha, si gira, passa Rocha, sempre Rocha, scarico per Rescia, dentro di prima e poi va giù la porta. Deve fermarsi il tempo. Rocha si è lanciato letteralmente dentro i pali della porta della Roma. Ha lavorato bene in fase difensiva la squadra di Daniele Dorto, con Di Eugenio che è andato a toglierla dalla disponibilità del pivot brasiliano, che poi, come vediamo, è franato completamente dentro la rete. Appoggio forse non perfetto per Maxi Rescia, quello di Vinicius Rocha, che è rimasto indeciso fino all'ultimo se calciare oppure se provare a giocare questo 1-2. Probabile che abbia anche cambiato idea all'ultimo istante. Da qui tocco magari imperfetto per Maxi Rescia. Sono 3 i minuti che mancano alla fine, sono 2 gol di vantaggio per l'L84, con la Roma che sta utilizzando la pausa come un time out. Time out che è stato chiesto invece dalla Roma, che ora gioca. Quindi time out speso in teoria per i giallorossi. Un po' di comprensione anche tra crono e 2 arbitri. Sta di fatto che si gioca. Avellino, Fortino, Dimash. Doppia linea per andare da Marcelinho. Tondi calcia molto male direttamente sul soffitto del pala maggiore di Leni. Ora sì che arriva il time out dell'84. Stop sul parquet, stop anche per noi e poi ci godiamo insieme gli ultimi 2 minuti e 38 di L84 Roma. Suona la sirena che richiama in campo le due squadre, come detto 2:38 da goderci insieme. L'84 sempre avanti per 4-2 e l'84 in bonus. Roma che invece se la gioca col portiere in movimento. Abbiamo visto con le nostre telecamere mister Reali, il vice di mister Dorto, mostrare qualcosa sulla lavagna ai suoi. Marcelinho, Avellino, scarico, calcia di Dimash, c'entra però Cuzzolino col pallone che se ne va. Riparte il possesso palla della Roma. Marcelinho, palla in angolo, Fortino. Si scambiano i due, poi Avellino. Isgro. Fortino, con un po' di spazio. Scarico. Extra pass per andare da Dimash. Lavora ancora una volta molto molto bene Leandro Cuzzolino. Altra rimessa per la Roma che resta lì, aggrappata al suo giro col portiere in movimento. Isgro. Avellino. Calcia Tondi con un miracolo, poi Dimash lascia saggiamente scorrere. Anche così si può provare col portiere, calciando da lontano. C'è traffico davanti a Fabio Tondi che però si oppone molto bene. Avellino lascia scorrere Fortino, palla indietro un po' scomoda, poi velo per Dimash che va dentro col pallone che attraversa tutta l'area di rigore. L'ha toccata un giocatore dell'84. Occasionissima per la Roma, bastava un tocco per fare 4-3. Palla centrale, Fortino non la trova, calcia Raguso col sinistro di controbalzo, non trovando però il bersaglio grosso. Brivido per la Roma che però riparte, rimessa in moto da Robocop Fortino. Avellino, Fortino, Avellino, Dimash,
Avellino, altra doppielina, Marcelinho calcia, centra Cuzzolino sul volto, poi la conclusione se ne va. Col pallone che è uscito vorrebbero un tocco di mano da parte di Leandro Cuzzolino, che resta giù, visibilmente disorientato, colpito al volto. Ingresso dello staff medico dell'84. Sicuramente circostanza da rivedere come quella del primo tempo. Sulla conclusione da parte di Marcelinho, che suola e va col sinistro prendendo in pieno volto Cuzzolino, e poi chiaramente resta giù. Ci aveva provato poi Rescia col destro. E Roma che deve aggrapparsi a questo ultimo minuto e 18 che resta alla fine della partita, se vuole replicare il risultato dello scorso anno, quantomeno provare a portare a casa un punto che sarebbe pesante, soprattutto per averlo rubato qui al Palamaggiore. 78 secondi sono tanti nel calcio 5, può succedere ancora veramente di tutto, soprattutto con il portiere di movimento che ora può dare l'ultima speranza alla Roma. Fortino, Avellino, palla centrale, Isgrò si gira, va giù e c'è il fischio, calcio di rigore in favore della Roma, senza dubbi Cini, con Isgrò che aveva trovato una splendida giocata all'interno dell'area di rigore. Se la ride Rescia, arrabbiatissimo Mattia Raguso, se la ride anche Osico. Da rivedere sicuramente il contatto, palla centrale, con Isgrò che è al limite dell'area, il contatto forse è dentro, dal replay sembra dentro, e sarà rigore quindi per la Roma. Ammonito intanto Leandro Cuzzolino in panchina. Episodio che può far svoltare la sfida in questo finale a 70 secondi dalla sirena. Andrà Dimas questa volta. Non Marcelinho e Dimas contro Tondi. Rosso intanto per un componente della panchina dell'84. Altri fischi di paura del Palamaggiore. Dimas contro Tondi. Va Dimas, Tondi con un miracolo, poi Rescia allontana. Possibile 2 contro 1 per l'84. Osico, scarico Fortini, calcia Fortini! Ha segnato l'L'84, ha segnato Giuliano Fortini. E la dura legge del gol, del calcio, gol sbagliato, gol subito. 5-2 ad 1 minuto dalla fine, Giuliano Fortini. Fortini mette un macigno sulla partita dopo la paratissima di Tondi, la seconda del suo secondo tempo. Dopo il tiro libero anche il calcio di rigore, ci prova ancora la Roma nel finale. Avellino calcia, Tondi la trova, guarda la porta, prova a lanciare ancora Fortini, non c'è il portiere, c'è Osico, visto e servito, scavetto di Osico con l'esterno che non trova però il bersaglio grosso, chiede scusa a Osico perché c'era lo scarico facile per Leandro Cuzzolino. Fortino gioca, Avellino, Isgrò, scarico Avellino, Fortino, attaccato forte da Giuliano Fortini. Fortino può anche guardare la porta, sceglie invece di appoggiarsi ad Avellino, poi Isgrò in buca, non passa il pallone, Rescia lo trova, Avellino in angolo da Marcelinho, altra paratissima di Tondi e Boato della panchina dell'84 che vede vicinissimo al traguardo. Avellino, palla in angolo per Marcelinho che la scava dentro da Fortino,
Tondi se la ritrova con un po' di fortuna, poi decide di andare in avanti da Rescia. 5 secondi, pallonetto di Rescia, col pallone che si ferma a pochi centimetri dalla traversa della Roma. Aizza il popolo di Torino Leandro Cuzzolino con la parata di Fabio Tondi, che poi è francamente fortunato a trovarsela tra le mani. Sono 3 i secondi che restano alla fine. La lascia lì Fortino, suona la sirena, luci spente al Pala Maggiore di Leni. L'L84 torna a vincere dopo il momento no, battendo per 5-2 la Roma al termine di una partita bellissima al Pala Maggiore di Leni. MVP nel finale Fabio Tondi con una parata su rigore e su tiro libero a decidere il parziale negli ultimi istanti di gioco. Dal Pala Maggiore di Leni è tutto, un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.